E ci siamo ragazzi, siamo in diretta sul gruppo Facebook di Mestre Mia e siamo anche qui fisicamente presenti al Grand Central e per la prima volta in questa edizione estiva abbiamo il piacere di aver ritrovato la nostra terrazza esterna perché finora il brutto tempo non ci aveva concesso di presentare fuori, ma Francesco Dal Santo ci ha portato... Oddio, ci ha portato la sabbia dal Sahara che fa un po', un po' fosco. Diciamo che ci ha portato una ventata d'estate e di allegria qui a Grand Central stasera. Come vedete esposto qui davanti presenteremo il suo romanzo Il dono di Estia, che in realtà è il secondo romanzo che tu scrivi, vero Francesco? Il primo si intitolava L'ora giusta. Entrambi sono stati pubblicati con Alieno Editrice, dopo magari ci parlerai anche del supporto che ti ha dato la casa editrice. A farci conoscere meglio Francesco e la sua opera, il professor Alberto Favaretto qui alla mia destra. Grazie Alberto per la disponibilità. E niente, io lascio la parola direttamente ad Alberto e ci rivediamo più tardi per le domande del pubblico, i saluti finali, eccetera, eccetera. Ci sono le domande del pubblico? Certo, non ti sei preparato no, le risposte? Cosa mi inventerò? Ma sì, sono sicura che non resterai senza parole. Alberto, a te. Grazie, saluto a tutti, vi ringrazio per la presenza, ringrazio Francesco di avermi dato l'opportunità dopo, credo 30 anni, di presentare il suo lavoro, cosa che mi ha fatto molto onore e molto piacere, anche perché in tutti questi anni ci si è tenuti in contatto, il che comprova anche, sì, che comporta anche il fatto, l'aspetto per me molto sentito di vedere che si era creato in questi 3 anni che abbiamo trascorso assieme, si è creato un rapporto duraturo che mi fa onore come insegnante, perché poi parecchi dei miei studenti poi sono diventati uomini, donne, hanno iniziato attività lavorative e quindi insomma fa molto piacere umanamente questo aspetto. Ci si è preparati una scaletta, diciamo, anche di domande, di questioni determinanti per capire anche un po' l'evoluzione di Francesco, conosciuto come studente al 3° anno. Io insegnavo fotografia in una scuola con un taglio estremamente preciso che era quello della grafica pubblicitaria. Francesco, per come l'ho conosciuto, è una persona sempre stata brillante, con idee anche innovative al tempo, ne parlavamo prima, quindi che ha portato una sferzata anche di novità all'interno della scuola, cosa che mi ha stupefatto. Difatti l'insegnamento per me della fotografia, che era una delle 2 materie professionali di indirizzo, era una materia di supporto, diciamo, alla grafica, però è cresciuta nell'arco degli anni proprio per il supporto degli studenti. Io offrivo tecnologia e nozioni tecnologiche e loro invece mi davano freschezza di idee, freschezza di novità. Erano anni in cui la fotografia aveva un grosso slancio, tanto per citare era il periodo degli Vero Toscani, per cui diciamo bastava girare per la città o sfogliare qualche rivista per vedere delle cose anche forti che facevano discutere sulla fotografia, quindi i ragazzi avevano preso un po' spunto e quindi sono venute fuori delle idee incredibili ed era veramente molto gradevole insegnare per me. Infatti quegli anni mi mancano, sono stati 10 anni di insegnamento di fotografia estremamente piacevoli da questo punto di vista, e Francesco devo dire che si è sempre distinto al tempo. Adesso ci troviamo qua di fianco dopo 30 anni con una novità, con 2 novità, diciamo, che sono i 2 libri che lui ha scritto,
libri che ho letto evidentemente con grande piacere, e devo dire che mi hanno catturato al punto tale che in poche ore li ho snocciolati uno dietro l'altro, perché la caratteristica proprio dei libri che vi invito chiaramente a leggere è che cioè, ti catturano al punto tale, ti incuriosiscono, per cui non vedi l'ora di arrivare all'ultima pagina. Questo è un aspetto gradevole del suo modo di scrivere. Ecco, niente, quindi vuoi che cominciamo con le domande? Sì, dai. Poi andiamo un po' a braccio, tiriamo un po' di supercazzole ogni tanto, ma Allora, io avevo preparato alcune domande, ma comunque sì. la prima praticamente l'hai già risposta. Sì, la prima l'ho risposta, quanti anni sono passati, quindi l'ho conosciuto che aveva 15 anni, ne sono passati una trentina, per cui ecco, ripeto, sempre siamo rimasti in contatto cioè non solo con lui, anche con tanti della classe, perché quella classe era la prima, cioè io mi ricordo che ho fatto il concorso di fotografia a Roma, 3 volte a Roma, una palla pazzesca, quindi invece la prova scritta, orale, pratica, disastro, però a cattedre zero, cioè, è che la fotografia per me è sempre stata una passione enorme, per cui mi sono abilitato proprio così, perché mi piaceva, era per me una cosa importante avere questa abilitazione. Però cattedre zero, insegnavo tutt'altro, perché sono architetto, per cui insegnavo discipline geometriche, e poi mi hanno chiamato e mi hanno detto: ah, è nata la scuola tua? E sono arrivato al Mozzoni. Quindi dalla terza alla quinta ho seguito questi ragazzi, si sono evoluti con grande fatica anche da parte mia, perché chiaramente i primi anni non c'era nessun tipo di attrezzatura, non c'era nulla, abbiamo costruito noi i laboratori, mi hanno dato una mano fisicamente a dipingere, fare, brigare, ci abbiamo veramente preparato dei laboratori molto belli per il tempo, bellissimi, sono ancora là, inutilizzati, mi spiace, anche perché poi la fotografia si è evoluta col digitale, però noi facevamo foto ancora con tutte le tecnologie che man mano sono poi sfumate, che erano tipiche della foto e della grafica di allora, per cui pellicole lit, pellicole che ormai non si trovano più, tecnologie che si sono evolute con il digitale e con l'uso dei computer, e che però hanno formato, diciamo, i ragazzi che sviluppavano, stampavano, eseguivano tutto manualmente con fatica, ma anche con la passione di poter vedere dal nulla formarsi e nascere le fotografie in camera oscura. Quindi è una cosa che emoziona me ancora adesso, mi emozionerà per tutta la vita, però loro, mi ricordo i primi sguardi quando vedevano in camera oscura con la luce rossa, vedere da un foglio bianco apparire l'immagine in bianco e nero, era un'emozione che mi ricordo i visi e le esclamazioni ancora, era molto interessante. Sì. Allora andiamo avanti. Cosa è successo nel frattempo? Quindi dalla fine di questa scuola, sentiamo Francesco. Allora, così va bene? Allora, innanzitutto, gente, ringrazio chiunque sia venuto qui questa sera per aver trovato il tempo, quindi grazie. Vi dedicherei un applauso. Grazie. Allora, vista la premessa di Alberto, mi dà svariati spunti di riflessione, anche perché in realtà trovo la conferma nei presenti come tutto è collegato a tutto. Negli anni in cui lui era un mio professore, ho fatto uno stage da una persona che è qui oggi, che è Filippo, e che probabilmente è fra i pochi che soprattutto negli ultimi anni ha saputo cosa mi è successo. Ma venendo alla domanda, cosa mi è successo, Alberto? Mi è successo che un bel po' dopo il diploma mi sono sposato,
poi mi sono separato e per farla breve, per non annoiare più di tanto la gente, direi che per non dar di matto ho iniziato a scrivere, cosa che in realtà facevo già da tempo, perché comunque io mi sono formato, diciamo, aprendo blog, scrivendo su fanzine. Altro collegamento, il Matteo, con cui ho suonato per una vita. Poi vabbè, potrei parlare di Douglas, con cui ho una cifra di amici in comune, però diciamo che sì, confermo il fatto che quando tu sei stato il nostro professore Alberto, ci hai dato un grandissimo contributo. Diciamo che sì, di base, ma non solo, anche sotto il punto di vista delle idee, e comunque voglio dire, alla fine, per come è andata, io dopo il diploma in grafica ho lavorato nell'ambiente fino all'estate scorsa e attualmente lavoro come copywriter, quindi anche tutta questa avventura di 2 libri pubblicati mi ha portato delle soddisfazioni, dapprima personali e in seguito anche professionali. Diciamo che grosso modo sì, stiamo anticipando già come al solito la domanda successiva, però te la lascio fare. Se ha continuato a fare il grafico post diploma, questo l'abbiamo già visto. Sì, però no, in realtà ce ne sarebbero da dire. Sì, ma certo. E poi come sei approdato alla scrittura? E anche questo un po' l'hai accennato. Allora, innanzitutto noto con piacere che il comune denominatore di grafica e scrittura sia una matrice prettamente creativa. Diciamo che io adoro la grafica, il mio mestiere, quello che ho fatto per una vita, ritengo sia il mestiere più bello del mondo, però appunto perché sono stati anni difficili, insomma lo sono stati per penso tutti voi, mi viene in mente il Covid, giusto per, mi viene in mente tutta la sequela di conseguenze che questo ha portato, ecco, quando prima dicevo, va bene, forse un po' ironicamente, che ho iniziato a scrivere per non dar di testa, è vero, perché comunque per quanto mi riguarda la scrittura ha un potere terapeutico, cioè riuscire a trovare il coraggio di impilare prima la bloggata che l'italiano medio si legge nel tempo medio di una cacata media sulla tazza del cesso al mattino, all'impilare 120-150 pagine, il processo è stato piuttosto naturale. Perché comunque nel momento in cui trovi qualcosa che ti piace fare, diciamo che è stato anche studiato come flow, è proprio un caso studio che nasce negli anni 50 e il flow è quel flusso tale per cui ti trovi a fare qualcosa che ti piace talmente tanto senza porti problemi sui tempi di apprendimento, perché lo fai per così tanto tempo al giorno da riuscire a incamerarlo con gioia e naturalezza, e questa cosa per me è stata importantissima, soprattutto nella scrittura, ma anche comunque nel mio mestiere che è stato la grafica. Credo che tutti siano interessati anche a sapere come sei approdato a questi titoli, a questi tipi di ricerca nei romanzi, diciamo, cosa ti ha portato a scrivere questi 2 romanzi? Beh, allora, dunque, il dono di Estia e l'ora giusta sono fondamentalmente diversi. Sono fondamentalmente diversi e ritengo che anche il mio passato di musicista, perché fra le altre cose dovete sapere che suono per passione, mi porta sempre a riflettere a un altro comune denominatore, che è l'evoluzione personale. Cioè, mentre il mio primo libro, in realtà non è il mio primo libro, c'è un libro che non ho mai pubblicato e che non posso pubblicare perché qualcuno penso potrebbe passarmi sopra con la macchina, se lo facessi.
Mentre l'ora giusta racconta, come potrebbe confermarvi Claudia, che è qui questa sera, racconta di un posto del cuore nostro fondamentalmente, che è Bibione, la spiaggia di Bibione, dove abbiamo passato lei molto più tempo di me. Ma non è quello, è che no, non volevo dire questo, no. Il fatto è che tuo papà ha comprato la casa molti anni prima del mio, per cui comunque ci siamo conosciuti dopo. Non mettermi in bocca parole che non ho detto, non ti permetto. E diciamo che attualmente, vabbè no, è meglio non anticipare un'altra domanda. Diciamo che il Dono di Estia spazia molto di più, ci sono elementi che sforano sul fantastico, mentre l'ora giusta è molto più autobiografico. Sul poi processo creativo che mi porta a creare quello che scrivo ci sarebbe un altro discorso da fare, ma non so se ci sono altre domande, ma eventualmente sbordiamo. Diciamo che sono due generi e due storie diverse fra loro. Io attualmente comunque continuo a scrivere e la cosa bella di poterlo fare per una casa editrice che comunque decide di pubblicarmi un romanzo senza darmi troppi paletti è il fatto che puoi seguire comunque un tuo percorso creativo e di evoluzione interiore, che comunque ti porta a spaziare, a immaginare storie diverse e a crearne sempre di nuove senza... Cioè attualmente, per farti capire Alberto, io non mi pongo limiti, cioè il più delle volte mi trovo a dire cavolo, sta storia sarebbe figa se fosse scritta così. Poi magari, come ad esempio l'ultima cosa che sto scrivendo, che è la terza volta che lo faccio, Filippo, che se le ha lette tutte e tre lui, fra parentesi, o quasi, per cui non mi pongo paletti. Diciamo che è proprio la figata di non avere una casa editrice troppo grossa che ti dice sì, firmi con me, però devi fare un romanzo ogni 2 anni, quella è la morte. Tant'è vero che io comunque a chi mi apostrofa a Belluno dove abito dicendomi lo scrittore, dico sempre io non sono uno scrittore, io sono uno che scrive libri, è completamente diverso. Il scrittore è proprio un ruolo, invece tu lo fai proprio per passione. Come ispirazioni letterarie c'hai qualche punto, o non letterarie, anche vari? Oltre a... Allora apriamo un B-side. Mesi fa Filippo, che è un caro amico, e scusate, potete dedicargli un applauso perché mi sta supportando in tutto e per tutto con questa cosa. Mesi fa ci siamo trovati a dove? Calalzo di Cadore, in una pizzeria. Sono arrivato prima e gli faccio: dovrebbe aver chiamato Filippo Fasolo, si può dire per la privacy, ormai l'abbiamo fatto. E il tipo guarda il registro delle prenotazioni e fa: ma io ho solo una prenotazione a nome di Ken Follett. Cioè io sono morto, cioè proprio il tipo mi guardava dicendo: ma hai bisogno che ti chiami qualcuno della parterra? Vabbè. Qual era la domanda? Visto che... Le tue ispirazioni. Le mie ispirazioni, bravissimo. Allora, dunque, credo che ai puristi della lettura risulterà sacrilego quello che sto per dire, però la mia formazione di grafico mi ha sempre portato a leggere pochissimo. Ho letto soprattutto fumetti. Ora, un bravo libraio degno di questo nome vi direbbe che leggere fumetti è sempre leggere. Se non siete d'accordo alzate pure la mano, ma va benissimo. Attualmente decido di leggere ciò che mi interessa davvero e diciamo che, coincidenza Alberto, si tratta di cose autobiografiche, di personaggi attuali o del passato che comunque mi possono ispirare, poiché io scrivo sempre in prima persona, cioè io mi identifico
nel protagonista, elemento fondamentale anche perché l'immedesimazione ti aiuta a scrivere meglio. Per cui di fatto diciamo che leggo più che altro fumetti, trovo di ispirazioni certe serie che però vabbè mi rendo conto che non sono lettura, però forse decido di leggere poco appunto per non farmi contaminare troppo dagli stili e le trame delle persone, cioè è una maniera di alimentare ulteriormente le idee che mi vengono, ecco. Ma se uno volesse un'altra birra grazie. C'è qualcosa che non hai pubblicato o che vorresti pubblicare in futuro? Guarda, l'altro giorno contavo per l'appunto la cartella ho una cartella sul desktop del mio computer che si chiama Libri. La mia cartella Libri attualmente conta una ventina di sottocartelle fra cui queste, di roba che ho scritto, ho iniziato, ho lasciato là, ho finito ma non mi è piaciuta e l'ho riscritta. Cioè, allora, io ritengo che ci sia un tempo per tutto. Cioè, nel momento in cui io scrivo qualcosa e vedo che mi annoia, lo lascio là. Non è un'idea che viene scartata, ok? È un'idea che secondo me ha bisogno di restare là, perché non puoi insistere, no? Cioè, nel momento in cui tu ti focalizzi su un'idea specifica e dici devo riuscirci, ci deve essere un punto di rottura in base al quale dici ascolta, è destino che sta roba non funzioni. Penso sia così per tutto nella vita, no? Cioè possiamo accanirci in qualcosa nel dire io voglio assolutamente questo, da questo al realizzare un sogno per noi, cioè, c'è di mezzo di tutto, ok? Per cui è anche giusto, secondo me, riuscire ad un certo punto a dire ok, è destino che questa cosa non funzioni adesso, magari fra qualche tempo funzionerà, lasciamola in stand by e poi si vedrà. Cioè, questo ti aiuta anche a non ammazzarti e a non impazzire dietro alle cose, perché altrimenti finisce che veramente, comunque il più delle volte la fregatura è che quando ti incaponisci su qualcosa non ci arrivi mai. Da quando hai pubblicato è cambiata la tua vita? Allora, Belluno ha un problema. Dove vivo c'è un grossissimo problema. Belluno ha un problema, ok? E non pensiate che ve lo dico adesso così come fosse Antani perché non ci sono bellunesi. Ci sono bellunesi a proposito? No, vero? No, io dico sempre che il problema di Belluno è che è pieno di bellunesi. E il problema dei bellunesi è che soprattutto con noi veneziani storicamente gli stiamo in culo. No, è vero, ti giuro, perché? Perché per due motivi principali. Il primo è che gli sboscavamo ettari di foreste per farci le navi e via fluviale gli rubavano l'impossibile. Il secondo è perché sopra Erto e Casso, sopra di Galvaiont, avevamo costruito a tempi d'oggi una colonia penale e questo ha aumentato il loro odio verso di noi fino a prenderci per il culo, letteralmente, perché ogni tanto scappava uno psicopatico che noi gli mandavamo là, lasciava incinta, stuprava qualche donna, per cui da di là poi la leggenda vuole che sia nato il ramo dei Corona, perché sono di Erto e Casso loro, quindi la genia dei Corona, che è notoriamente fuori di testa, questo è spiegato. Per cui loro ce l'hanno profondamente con noi. Mi sono perso la domanda però. La domanda era questa. Come è cambiata la tua vita da quando... Ah, ok. Perché a Belluno c'è un problema. Posto che c'è questo problema, il pregio dei bellunesi sta nel fatto che una volta che ti conoscono ti danno anche il cuore, ok? Quindi attualmente mi capita che qualcuno mi fermi per strada, ah ma tu sei quello che... sei lo scrittore. No, non sono uno scrittore, sono uno che scrive libri costantemente. Ma tu sei Francesco del Santo. Sì, qualcuno dovrà pure esserlo, ti prego, offrimi una birra. Grazie. Detto fatto, fantastico. E il mio problema, sai qual è? Che vivendo lì io non riesco a capire, siccome tutti alla fine quando ti conoscono ti salutano,
io non capisco chi mi saluta perché sono Francesco o perché ho scritto dei libri, né francamente mi interessa molto. Credo che insomma credo che fondamentalmente, ragazzi, uno dovrebbe comunque cercare di capire dov'è quando intraprende un percorso come questo, e credo che comunque questa cosa non mi abbia cambiato poi tanto la vita. Certo, c'è chi mi ferma, mi chiede, però insomma, con 2 libri pubblicati tutto quello che posso dirti, Alberto, è che la mia grande fortuna è di aver trovato una casa editrice che non mi abbia chiesto un soldo, e di questi tempi è un grossissimo vantaggio, perché comunque, se devo essere sincero, prima di arrivare qua sono stato molte volte a pensare a cedere al compromesso anche di case editrici grosse che mi chiedevano soldi, ma almeno per questi 2 libri la mia prerogativa è stata: ok, tu scrivili, mandali in giro, vedi se qualcuno si arrischia, si prende il rischio imprenditoriale di pubblicarteli, e poi vai e poi vedi come va. Devo dirti, fin qua non mi posso proprio lamentare. Per cui, facile o no? allora, pubblicare con Alieno Editore, che è una casa di Perugia, è già, ripeto, un mezzo miracolo, perché il più delle volte ti vengono chiesti soldi. Diciamo che come casa editrice ha i suoi pro e i suoi contro, nel senso che nel momento in cui loro mi hanno detto: guarda, ci piace l'idea, vogliamo pubblicarti, però scordati di scrivere libri e basta. Diciamo che in tempi di social ho cercato di sfruttarli al meglio come potevo. Qualcuno potrebbe dirmi: no, non li hai sfruttati al meglio come potevi. E ho fatto quello che ho potuto. Diciamo che su piccole tirature come quelle che mi ha concesso la casa editrice ho avuto anche delle seconde pubblicazioni, anche perché, ripeto, una volta che i bellunesi imparano a conoscere la persona dietro al forestiero, si attua quel processo tale per cui comunque entri a far parte della loro comunità, e questa è la parte bella dei bellunesi, perché comunque è gente che, se è affezionata a te, ti supporta, ti aiuta, ti ricondivide, divulga, ti dà una mano, ed è una cosa che comunque è, guarda, sbalorditiva. Cioè, è una cosa che credo qua sarebbe molto più difficile, anche perché qua iniziative come questa, insomma, sono una mosca bianca, ricordiamolo, perché che ci sia una persona come Silvia. Un applauso a Silvia! Che si prende la briga di prendere, fare, brigare, organizzare, stampare locandine. Io in una rottura del bike non so mai filmato. Come ti fa? Aspetta, adesso facciamo entrare lei nell'intervista. Per cui no, diciamo che il riscontro c'è stato, soprattutto da persone che comunque forse conoscevo poco, e che comunque con cui comunque il rapporto si è intensificato, ed è stato figo. Altri libri in cantiere? Hai accennato un po' a questa cartella sul testo. A breve. Finalmente possiamo rispondere alla domanda che avrei anticipato 4 domande fa. Allora, la cosa più figa, ragazzi, però lo dico a bassa voce, perché l'ho detto prima al Filippo, che insomma con cui ho lavorato per tanti anni, è che parrebbe, ma lo dico a bassa voce, che alla fine, dopo tutto questo andirivieni di centinaia di email spedite a case editrici senza pensare a un metodo, ma semplicemente facendomi un foglio Excel con centinaia di nomi di case editrici italiane, oggigiorno una delle cose fighe che mi è capitata è che sono stato assunto come copywriter, per cui mi pagano per scrivere.
Tuttavia, sì Douglas, ho già predisposto, non sta preoccupate, dopo arriviamo. No, la cosa che mi diciamo crea un po' di malinconia è il fatto che io attualmente abbia un terzo libro fatto e finito con una mia amica ciao Tiziana, nel caso vedessi questo video, che mi sta correggendo questo libro, e alla mattina apro questo Google Doc e trovo Tiziana ti ha fatto 294 modifiche. Quando io apro questo file sono le 4 del mattino, perché? Perché ho un metodo empirico. Finché lavoravo in centro a Belluno mi svegliavo alle 6 per andare a lavorare alle 8 e mezza. 6, 8 e mezza scrivevo per me. Adesso 4, 6 e mezza scrivo per me quando ci riesco. Il problema è che anche questa mattina ho guardato quelle 294 modifiche e ne avrò fatte sì e no una ventina, preso dallo sconforto totale. Diciamo che sì, non solo avrei un altro libro pronto, ne avrei degli altri da scrivere dopo, appunto perché, come ti dicevo prima, il bello di lavorare per una casa editrice che comunque non ti dà paletti è che puoi fare quello che vuoi, ed è fantastico. No, è veramente una rarità. Io ho conosciuto, ragazzi, delle persone che ci sono arrivate alla Mondadori, ok? La Mondadori ti dà percentuali bassissime su tirature altissime quando ti chiami Mauro Corona, però il problema è che quando filmi con loro hai le mani legate, perché la tua vita viene... Io ho conosciuto gente che ha scritto romanzi molto brava che si è trovata a fare i ghostwriter, che per me è una cosa umiliante. Cioè attualmente pensare di dover scrivere un libro per uno che non sa scrivere e venire pagato a cartella è alla stregua di quello che sto facendo adesso per lavoro, solo che adesso scrivo per siti internet e blog. Cioè scrivere un romanzo secondo me è un compromesso troppo alto. Dire metto la mia creatività e in copertina c'è il nome di un altro. Posso ancora capirlo di usare uno pseudonimo quando scrivi cose particolarmente compromettenti o le cose che dovresti scrivere e che la gente leggerebbe più volentieri perché sarebbero quelle che tu non scriveresti mai, ok? Però da di là a cedere al compromesso, Non hai risposto, quando usciranno? No, mi ha detto sono in cantiere di nuovi libri. No, Ma lo scopo era questo. Il primo era autobiografico e seconda domanda, 2 domande dal pubblico. Quando Ma uscirà? scusa, ma non c'erano poi domande? Vabbè, ma tu puoi. Quando uscirà e poi il primo autobiografico, il secondo una storia d'amore, il terzo Come andare a fare il doc? Insomma, proprio ti. Ma sei tu quello che vuole. Allora, caro Filippo, mi stupisce doppiamente questo tuo intervento, perché a che distanza sono usciti i miei 2 romanzi? No, 2. con calma, mi Quindi raccomando, prenditi un... è uscito l'anno scorso La mia mira, detto quello che ci siamo detti in privato io e te. Sì. Prossimo anno? Là dipende perché nel caso riuscissi con Filippo ho una promessa. Dai, esponiti, su. Con Filippo ho una promessa. Filippo per una vita, come raccontava sua moglie, mi ha preso a calci in culo, ok? È stato un mio direttore artistico in una delle agenzie per cui ho lavorato. È una cosa di cui io gli sono molto grato, perché lui ha sempre saputo come stimolarmi, farmi progredire, e lui è il primo che attualmente, premettendo sempre che non ci capisce niente di editoria, mi diceva vecchio, ma tu, cioè con le capacità che hai, questo lo dice Filippo, puoi confermarlo, perché dopo pare che non so, mi dà una pacca sulla spalla. Mi dice, ma tu con tutta la capacità che hai nell'aver scritto questi 2 libri, ma per piacere vuoi cercarti una casa editrice più grande? Allora Filippo, io ti faccio questa promessa, ok?
Nel caso non dovessi riuscire a trovare una casa editrice più grande, uscirà questo libro uscirà con una linea editore fra un anno. Nel caso dovessi riuscire in quello che avevamo pensato io e te, lì vorrei poterti dire che uscirà fra 2 anni uguale, ma lì dipende dal se ci riuscirò. Per cui nella meglio ipotesi fra un anno avrò un libro sullo scaffale, nella peggiore potrebbe volerci un po' di più. Va bene come risposta? Va bene come risposta e tra un anno leggeremo il tuo libro. Ottimo. È tacchetta? Sì. Mi ci vuole bene. Abitudine. Allora, un'ultima domanda. Se hai qualche consiglio da dare a chi fosse interessato a pubblicare qualcosa, a scrivere qualcosa, visto che hai incuriosito tutti. Sul serio incuriosito tutti? Ma soprattutto posso fare una domanda a tutti quanti, anche quelli che sono là in fondo. Ma qualcuno di voi ha mai provato a scrivere un libro? Dai, 2, 3, molto bene, molto bene. E perché vi siete fermati? No, mi sono fermata. Ah, lo stai ancora scrivendo? No, nel senso che ne ho fatti diversi, però allora io mi occupo prevalentemente di poesia, però spazio. Alza la voce perché per non si sente. Allora, dai. Intanto complimenti, tutto ciò che hai detto lo confermo. Tu ti chiami? Roberta. Facciamo un applauso di incoraggiamento a Roberta. Grazie. Grazie alle spalle. Poi tocca anche a voi due se volete, là in fondo. Allora, confermo tutto ciò che dici. I libri che sono usciti, la poesia è di nicchia, purtroppo è considerata di nicchia, potrebbe essere considerato di nicchia anche molto altro ed è bruttissimo. Con le case editrici ho avuto a che fare al 1000 per 1000, anche per quanto riguarda il tema di cui appunto tratto, però tratto anche altri. Scusate, come mi metto? Perché mi sento le orecchie un po' intronata per cui confermo, cioè, non ho volutamente voluto pagare nessuna casa editrice per essere pubblicata, perché non ho questa velleità. Ho detto se sarà semplicemente per merito. Comunque sono usciti dei libri, il primo 500 copie esaurite, quindi è stato un po' un traguardo, una piccola casa editrice come dicevi, peraltro in Puglia, cioè quindi non mi conosceva nessuno, e poi sono presentato oltre che lì anche, quindi sono espatriata in terra straniera. Beh, ovviamente un'autrice che non è conosciuta, sai, insomma, non è semplice. È un grosso traguardo, eh? Sì, devo dire di sì. Fra l'altro uno dei miei sogni prossimi che mi è venuto in mente negli ultimi mesi, ecco, forse il prossimo traguardo mio. Scusa. Forse il prossimo, ecco, una cosa che ho maturato negli ultimi mesi è che mi piacerebbe, il mio sogno sarebbe che un mio libro venisse tradotto in un'altra lingua. Se tu ci sei già arrivata, no. No. Non voglio chiedo scusa se diventa un botta e risposta. Comunque il mio primo libro di poesia è nella biblioteca d'Italia a Guadalajara in Messico. Parliamo di tanti anni fa, progredisco, comunque ho collaborazioni eccetera eccetera, scrivo testi anche per musicisti, collaborazioni. Il neo è che la gente non comprende effettivamente il lavoro che tu metti, che è molta fatica, perché è mentale, Sì. e quindi non ci sono ingressi, quindi la pacca sulla spalla va bene, sì, sei brava, ti chiamano perché comunque faccio eventi eccetera, però presumo che comunque convenendo con te non è piacevole assolutamente per l'autore che scrive, che compone o poesie o scrive romanzi. Ecco, ho scritto anche un romanzo ma è rimasto nel cassetto, dimenticato, di fantascienza. Un applauso. Adesso potremmo sederci tutti per terra e farlo diventare un bellissimo setting hippie, ok? Però mi tolgo la giacca perché sennò poi si sporca. Allora,
innanzitutto mi fa piacere vedere che comunque ci sono dei denominatori comuni. Mi fa anche piacere sapere che non hai ceduto a quella che io chiamo la tristissima industria della speculazione dei sogni. È un'industria che io negli anni ho imparato a riconoscere e catalogare negli svariati campi. Mi spiego meglio. Avevo 16 anni, volevo registrare un disco col mio gruppo punk o volevo fare un concerto in cui magari mi venissero rimborsate le spese, non ci ho mai guadagnato niente. Sono arrivato adesso e ripeto, io aver già trovato una casa editrice che mi abbia pubblicato è una cosa di un valore che voi non avete idea. Forse è la remunerazione più grande dopo la gente che ti guarda e dice: io ho concluso il tuo libro e mi sono commosso. Ok? A chi decide di provarci dico due cose. La prima è di pensare di farlo per se stessi. Non abbiate una visione tale per cui sì, ok, i sogni non costano nulla e chiunque di noi sogna e dice mi piacerebbe se fosse così. La verità penso la conosciamo tutti. L'unica cosa che tutto questo mi ha insegnato alla fine è stato che anche quando io non pensavo che qualcuno avrebbe creduto assieme a me così tanto alla mia visione, per quello che poi è diventata nel tempo, non pensavo che ci sarebbe mai stato qualcuno a crederci e a investirci del denaro. Quello che posso dire fino a quel momento è che mano a mano che io chiudevo una pagina dopo l'altra dicevo: questo che sto facendo mi sta piacendo veramente tanto, è una maniera bellissima di passare le mie giornate, il mio tempo libero, e se non dovesse farsene nulla a parte il file che resterà nel mio computer, sarà stata comunque una meravigliosa perdita di tempo. Direi che è finita e che da qualche parte... Beviamoci sopra. Ah, non è finita. Ah, è vero, ci sono le domande del pubblico. No, non lo so. Ci sono le domande del pubblico, non degli amici che magari vi siete anche messi d'accordo e noi non lo sappiamo, No, anche no. di chi non ti ha conosciuto stasera per la prima volta e magari vuole approfondire. La sua imprevedibilità è totale. Qualche curiosità? Sì, io ne ho. Ecco, vedi? Io ti conosco, ma non ci siamo parlati mai prima in merito alla scrittura. Siediti perché andiamo avanti qualche minuto. Ok. No, vabbè, ma è una domanda, penso che ti metterà in difficoltà, perché prima hai parlato di un momento della giornata in cui scrivi per forza per una questione di tempo tuo personale e anche lavorativo, ma io volevo chiederti, quando è il momento della giornata in cui ti piace veramente di più scrivere? Qual è il momento della giornata in cui ti piace veramente di più Madonna, scrivere? si vede che sa condurre una presentazione. No, è perché magari alla diretta non arriva la voce senza Non microfono. hanno sentito. No, infatti per quello dicevo che sai condurre, perché già sapevo questo. Nata proprio, nata imparata. Allora, io ritengo che il momento più bello per scrivere sia la mattina presto, quando fuori piove, io apro la finestra, mi metto su un caffè, mi arrotolo una sigaretta e mi metto la beata. Dopodiché diciamo che è il momento in cui il mondo dorme, mio figlio quando è a casa mia dorme, e in cui, a parte la gatta che mi si struscia fra le gambe, è il mio momento. Per questo ti dicevo che quando anni fa potevo mi svegliavo alle 6, adesso come adesso arrivo a svegliarmi alle 4 del mattino
cioè per me la sveglia è alle 4, è fondamentale, ok? Dopodiché negli anni ho modificato questa abitudine, nel senso che vabbè, fino a qualche anno fa avevo delle preoccupazioni per cui ci dedicavo ogni momento che potevo, ok? Vedo che tendenzialmente la sera faccio molta più fatica, devo dirti la verità, c'è proprio una questione di concentrazione. Vedi, con questo io mi allaccio a un'altra cosa a cui secondo me la gente fa caso troppo poco, l'avere un momento per sé, cioè il fatto di avere quel momento, che sia della settimana, della giornata, che siano 10 minuti o che siano 2 ore, ok? In cui fai qualcosa che veramente ti piace, ok? Il flow di cui parlavo prima, cioè ti giri dopo 2 ore e dici ma cos'è stato di queste 2 ore? Ah cazzo, ho fatto 3 capitoli nel mio caso, oppure sono arrivato in cima al Monte Serva, gente che lo fa, ok? Per cui sicuramente a fronte dei risultati ottenuti posso dirti tranquillamente la mattina, almeno voglio avere un paio di ore davanti per potermi mettere davanti al computer. Scusami, sempre io. Sì. Chiedo qualche piccolo spoiler, cioè si può sapere Sul libro? Non hai parlato, quindi Allora, sì, posso concederlo, nel senso che allora, poco fa dicevo che ho riscritto quest'ultimo libro 3 volte. Da quando ho pubblicato la prima volta, nel 2021, La prima volta con l'ora giusta? sì. A parte che tantissima gente mi ha fermato per strada dicendomi ho letto il tuo libro, figo, anch'io avrei una storia da scrivere e mi piacerebbe raccontartela, ok? Ho sempre ignorato questa cosa perché ho detto ma perché dovete venire a raccontarmi a me le vostre storie? Cioè, se un coglione come me ce la fa a pubblicare un libro, ma sono serio gente, non sto scherzando, penso che qui ce la possa fare chiunque di voi, cioè non è una questione di dire oddio io suono musica ma non penso di avere le capacità di scrivere una canzone, no, è una questione di voler fare, punto, cioè che tu abbia una motivazione o l'altra, cioè che tu ti ponga un obiettivo o che tu sia talmente disperato da non avere altro a cui aggrapparti con le unghie, lo fai, ok? C'è stata una persona, va bene, un giorno che non mi ha detto la mia storia, tu dovresti scrivere la mia storia, me l'ha raccontata, ok? Era una storia, la storia di una donna che ha sofferto moltissimo, ok? Forte della mia evoluzione di cui parlavo prima, ho deciso di ascoltare questa persona nella sua storia, una storia molto sofferta e drammatica, ok? Nel frattempo io avevo un'altra storia di stampo Stephen King, ok? E questo comunque mi dissocia completamente da quello che ho fatto fin qui, a livello narrativo, in cui questa persona resta incastrata in un tunnel sottoterra, nel tunnel di un'autostrada che è un rettilineo continuo e non riesce a venirne fuori. Ho dovuto riscrivere la storia la storia della mia amica 3 volte per arrivare a capire anni dopo come queste 2 trame potevano incastrarsi fra di loro, e adesso ci sono riuscito. Spero di aver risposto alla tua domanda. Cioè, questo fa parte del mio processo creativo, di quello che leggerai di mio. Io prendo pezzi della mia esistenza, ok, lascia perdere questa storia del tunnel che è un'evoluzione, però io li ricontestualizzo in trame, ad esempio l'ora giusta è molto più credibile, però cioè, se tu guardi le persone e i luoghi che cito, esistono veramente, capisci? Il dono di Est è stato diverso, questo sarà ancora diverso. grazie. Il dono di Estia, che ricordiamo anche ambientato a Venezia, quindi per tutti gli amanti della nostra città
può essere una fonte di ritrovo, di trovare zone già conosciute, diciamo paesaggi già visti. Ci sono molti tramonti, no? Dalle finestre delle case di Venezia che descrivi. E il romanzo è anche un romanzo epistolare, cioè all'interno c'è anche la parte epistolare, dai, non è uno spoiler, possiamo dirlo. No, non dici niente di fatto. Facciamo un po' parliamo un po' anche del contenuto del libro. Il contenuto, io adoro raccontare, fra le altre cose, i personaggi tramite delle lettere nei libri che scrivo, anche perché comunque, voglio dire, è una storia nella storia, è anche una tecnica narrativa molto interessante, ok? Pensiamo a Roald Dahl ad esempio e all'Inception che fa lui. Ecco, altra fonte di ispirazione, fra l'altro, le sue storie io le adoro. Però diciamo che è abbastanza fondamentale, cioè racconta appunto degli altri aspetti dei personaggi che altrimenti non sarebbero svelati. E quindi volevo chiederti, riprendendo uno spunto dal libro, il fatto che tu scrivi ti è venuto spontaneo o qualcuno te l'ha suggerito? Perché all'interno del tuo libro c'è anche questo suggerimento, no? Scrivi per fare anche ordine nei tuoi pensieri. A te è venuto spontaneo? Io attualmente, vabbè, l'ho già detto prima, scrivere per me è terapeutico. Aggiungendoci quello che ho detto poco fa, il fatto che scrivere sia così salvifico è appunto perché integro degli elementi del mio vissuto e questo mi serve ad avere un esercizio di stile con me stesso che mi porta a guardarmi da fuori. Cioè, non scriverei mai di una cosa per cui io sono stato imbarazzante, a meno che non ne valga la pena. Cioè, il guardarmi da fuori e dire quella volta ho risposto così e andava bene, quest'altra volta mi sono sentito un coglione in quella situazione, però voglio scriverlo perché evidentemente ha un risvolto ironico forse, no? Per cui insomma diciamo che ti aiuta a guardarti da fuori, che fra l'altro, Silvia, se posso essere onesto, è una cosa che pochissima gente fa, perché comunque il più delle volte quando ci incazziamo per qualcosa, litighiamo per qualcosa, capita che il giorno dopo o poco dopo ce ne pentiamo e diciamo ma perché ho reagito così, quanto ridicolo ero. E in questo per me la scrittura è un'ottima consigliera. Dovremmo scrivere tutti, quindi in pratica ci farebbe bene. Ripeto che chiunque può farlo, ragazzi, cioè chiunque sia in grado di... Sapete scrivere in italiano? Sì. No. Soggetto, verbo. Fase minima. Beh, se leggi quello che scrivo, guarda che non vado molto più oltre. Posso confermare, nel senso che scorre via benissimo, cioè come dicevamo anche prima, si fa leggere senza nessun problema. Io ti ho conosciuto di persona stasera, Francesco, abbiamo passato del tempo al telefono tra messaggi, telefonate, eccetera. È più tempo che siamo stati al telefono che quello che ci siamo visti alla fine. Esattamente. Però leggendo Il dono di Estia io credo di aver individuato qualcosa di tuo, cioè un po' di risvolto autobiografico nel personaggio. Non errori ortografici. Sai che pur l'ho letto in velocità, ti dico la verità, ma di solito mi salta all'occhio, perché come sanno le mie amiche più intime sedute qua dietro sono un po' una cosiddetta grammar nazi, no? Se appena becco qualcosa. Invece no, devo dire che non ho trovato errori, refusi o cose del genere nel libro. Gli editor hanno fatto un ottimo lavoro, ragazzi. Gli editor di Alieno hanno fatto un ottimo lavoro. Posso chiedere una cosa? Devi? Estia è un nome di persona? Sì, è il nome di una persona ed è non a caso il nome di... ma non diciamo chi. Ok, no, volevo solo sapere.
Eh sì, bisogna approfittare e acquistare le copie del libro perché è spiegato il nome di Estia, per cui ricordo effettivamente a tutto il pubblico che sono disponibili le copie sia del Dono di Estia di cui abbiamo parlato questa sera, sia dell'Ora Giusta, che è il primo romanzo, così uno può anche fare un po' le differenze, vedere se è vero che c'è stata questa evoluzione di cui ci parlava Francesco. Pronti? Io sono contenta di essere tornata fuori stasera perché mi mancava la vivacità del Deor, sono veramente contenta. Un po' rinfrescato per Sì, sì. Si sta bene, ma qui si sta sempre bene, per cui vi consiglio di venire, di tornare, perché l'arietta qua c'è sempre. Noi siamo al penultimo appuntamento questa sera del Festival Letterario, per questa prima parte, prima dell'estate. Abbiamo mercoledì prossimo l'ultimo incontro con autore, con Gianni Contarino, Farima, viene da Torino, per cui spero che siate numerosi anche mercoledì, perché l'autore viene anche da lontano, quindi sarà bello per lui avere un parterre numeroso. E poi ci ritroveremo dal 4 settembre per l'ultima serie di incontri estivi. Francesco, grazie mille della tua presenza, grazie mille delle tue conferme scibellunesi che mi hai dato, mi conosco molto bene anch'io. E mi ha fatto piacere vedere che noi veneziani siamo tutti sulla stessa barca da quel punto di vista. Proprio non possiamo farci niente, gli vogliamo bene perché sono così, ce li teniamo così, assolutamente. Vai Roberta. Scusatemi, l'intromissione continua. No, Io prego. tra l'altro l'ultimo libro di poesia, che è una silloga poetica, l'ho scritta con una mia carissima amica scrittrice di Belluno, ci conosciamo da una vita con lei. Lorella De Bon. Ecco, caramba, fantastica, stasera vedi? è la serata delle carambate. Era le prime cose che scriveva anni fa. Vedi? Ed è fantastica lei, mi piace, già ci piacciamo a vicenda perché è molto particolare. Assolutamente, Francesco, io parlerei con te fino a domani mattina, ma non possiamo, dobbiamo liberare un po' il parterre. Bene, direi che non resta che fare bisboccia e mangiarci 2 cicchetti, giusto? Grazie Alberto per la tua professionalità, spero di rivederti ovviamente, per il terzo, no? L'anno prossimo, ovviamente. Ciao a tutti, grazie a chi ci ha seguito da casa, ci vediamo mercoledì 26.